Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Quarta puntata della prova varietale sperimentale di Angurie Crimson Sweet e Sugar Baby. Parliamo di primi risultati, quindi peso medio, colorazione buccia, colorazione polpa e grado Brix. Parliamo di piante innestate, quindi i frutti che vedete sono state raccolte da piante innestate. Iniziamo dalla tipologia Crimson. Questa della Vilmorin è comunque all'interno di questa tipologia una tipologia con una buccia diversa ed è una Tiger. Parliamo della 522 con Brix 10.4 e 5,5 kg di peso medio. Passiamo a un materiale anche in questo caso una Tiger, la 14630 della Ritzman con 11.2. Adesso passiamo alle vere Crimson. La Sweet Candy Esasem gradi 11, 2,7 kg. Poi abbiamo la Cati della Lambo Seed 12.8 di Brix, quasi 3 kg di peso medio. Poi abbiamo la Denise Cora Seed di 11.2 di grado Brix e 3,367 kg. Passiamo sempre a un altro materiale Crimson, a un peso più elevato, l'Embasi della Nunes, un peso di circa 6,3 kg di grado 12 Brix. Passiamo alla Ioanita, sempre della Cora, 6 kg praticamente con grado Brix 11.6. Andiamo sull'Harmonium della Nunems, vedete la polpa con una leggera cavità. È un prodotto con un peso medio di 5 kg 162 grado Brix 11. Passiamo a una Tiger, in questo caso con una polpa comunque con una colorazione molto intensa, c'è la presenza di microsemi, è un peso più elevato di 7 kg, 7,2 kg di 12.6 di grado Brix. Passiamo a una Crimson Sweet abbastanza piccolina, 2,7 kg di 12 gradi Brix, e questo è la Frisco Meridian. Passiamo alla Top Seed, una siglata di 4,5 kg, 12.6 di grado Brix, materiale dell'Olter 11.0 di Brix, 2,7 kg, una buccia molto grossa in questo caso. Andiamo oltre, Cultivar VDL 0201 della Syngenta, 3,2 kg, 12.2 di grado Brix. Passiamo alla Sirius, sempre della Syngenta, sempre una Crimson, 3,4 kg, 12 di gradi Brix. Abbiamo quasi finito le ultime tre della Sugar Baby, la Natsu Cocoa della Top Seed, questa qua è 2,3 kg, 11,8 con parecchi semi e non sono microsemi. Passiamo alla Cultivar Titania della Ritzman, un peso di oltre 5 kg, 11.8 di grado Brix. L'ultima Amaltea sempre della Ritzman, sempre una Sugar Baby, quasi 4 kg, 10.4 di grado Brix. E qui chiudo questa quarta puntata. Vi trasmetterò a breve la quinta dove andrò a inquadrare frutti provenienti da piante franche di piede. Grazie ancora dell'attenzione, seguiteci alla prossima puntata.